E allora eccoci qua ancora per parlare purtroppo e in questi giorni parlare di maltempo, di alluvioni, ma quest'anno si parla anche di frane, di trombe d'aria, danni veramente ingenti anche questa volta non diciamo distribuiti sul territorio di pianura, ma soprattutto nelle aree montane, pedemontane. Allora, io prima ho detto se ci sono analogie col 66, più di qualcuno diciamo, aveva paventato il rischio che si ripetesse un 1966, quindi la grande alluvione del 66. Professor Dal Paus, ci sono differenze o ci sono... Secondo me ci sono delle differenze importanti in generale, magari qualche area come il Bellunese ha avuto una sollecitazione confrontabile con quella del 66, ma in generale e per nostra fortuna l'evento del 66 non si è ripetuto perché fu un evento che interessò praticamente tutta la regione e non soltanto la nostra regione ma anche il Friuli e anche il Trentino Alto Adige con piogge particolarmente intense, quindi d'altra parte si vede il risultato, no? Questa piena molto temuta tutto sommato è passata ragionevolmente contenuta entro le difese. Ecco, senta, ma quando è stato lanciato l'allarme rosso, lei cosa ha pensato? Ho sentito che sono state sollevate delle critiche, io penso invece che la buona ingegneria si basa ovviamente sulla scienza e sulla conoscenza, ma deve essere sostenuta anche dalla saggezza e dalla prudenza. E io credo che sia meglio incorrere nel pericolo che l'allarme sia giudicato eccessivo piuttosto che nella situazione opposta. Da bellunese penso sempre al Vajont, no? In fondo se avessero avuto il coraggio di dare un allarme, e lo si poteva dare secondo me perché io ho avuto occasione di elaborare i dati dei movimenti osservati sui caposaldi del versante del Monte Toc, insomma, e negli ultimi giorni questi movimenti erano cresciuti in misura veramente preoccupante e quindi dovevano essere il segno che qualcosa di grave stava per capitare. C'è stato un eccesso di confidenza o non c'è stato il coraggio di resistere in quell'occasione alle pressioni sicuramente dei portatori di interesse che non sono mai assenti, sono sempre presenti e premono. Dall'altra parte dovrebbero esserci i tecnici che sanno resistere, che hanno il senso della dignità della loro professione e che quindi quando pensano di dover dire no, devono dire no. Nel caso specifico di questa alluvione io trovo che questo allarme sia stato anche positivo perché ha sicuramente evitato che persone si trovassero nei pasticci. E allora meglio, secondo me, esagerare piuttosto che poi dover piangere come ci è capitato più di una volta. Ecco, prego, scusa. No, volevo chiedere a Elisa Venturini, che nel 2010 era sindaca a Casalserugo, come avete vissuto voi invece questi giorni? Casalserugo che sente ancora l'alluvione del 2010? Sono passati 8 anni, però è ancora vivo il ricordo e tante persone al sentire che ci poteva essere un allarme, un pericolo, una situazione di criticità, è chiaro che hanno rivissuto le emozioni, lo stato d'animo di 8 anni fa. Infatti sentivo i miei cittadini e mi continuavano a dire: mamma mia, mi sembra di rivivere ancora quello che provavo nel 2010. Allora è un ricordo fresco che fa male anche perché poi le persone hanno affrontato tutta una serie di disagi notevoli e continuano tutt'oggi alcune persone ad assumere anche farmaci proprio con riferimento a quell'episodio e in questi anni proprio per l'ansia, per la tensione, per la preoccupazione, per la depressione anche a cui alcune persone sono andate incontro, perché lo stato di paura che ha messo l'alluvione, ma poi anche i disagi in termini familiari, ma poi anche economici, lavorativi, hanno lasciato profondamente il segno.
Questa volta sono state prese tutta una serie di decisioni e io dico la parte politica che prende la decisione lo fa sulla scorta di dati che vengono forniti dai tecnici. Quindi se vengono fatti dei calcoli, se vengono applicati dei modelli previsionali, se si fanno delle stime, delle previsioni, delle valutazioni, sulla base di quello poi la parte politica prende la decisione. Ora, un politico non è un indovino. Non sempre tu riesci a prendere la decisione magari giusta o a capire esattamente la portata dell'evento che è in corso o che conseguenze ci possono essere. Quindi cerchi come appunto parte politica che deve decidere per conto dei cittadini di assumere di fare la scelta che tu ritieni più opportuna in base alle circostanze che hai e ai dati che ti danno i tecnici. Quindi se la Regione Veneto in questo caso ha adottato determinate misure l'ha fatto sulla scorta di previsioni che sono state date. Fortunatamente i quantitativi di acqua sono stati inferiori, anche le condizioni erano diverse, se vi ricordate 8 anni fa abbiamo avuto una settimana di piogge, le nevi che si erano accumulate, che si sono sciolte, che quindi si sono sommate alle precipitazioni che ci sono state, lo scirocco che continuava a spirare, non erano mai stati fatti lavori sui principali corsi d'acqua perché poi dobbiamo dire, quindi per 50 anni non è stato fatto niente e a partire invece dal 2010 la cultura è cambiata e noi l'abbiamo visto anche in questi anni, gli interventi sono stati fatti. È evidente che per recuperare il pregresso, cioè tutto quello che non è stato fatto, ci vuole tempo. Però già il fatto di pensare di aver predisposto i bacini di laminazione, di aver rinforzato i tratti arginali che erano più in difficoltà, è evidente che questo facilita, c'è ancora da fare, quello di sicuro. Certo, beh, dopo ne parleremo ovviamente anche col professor Dal Paus, che poi è la persona che insomma, è stata incaricata dalla Regione a redigere un piano, diciamo, no, di interventi che dovranno essere fatti. Insomma. Ma io volevo, prima di far intervenire Zamboni, farvi sentire le parole del Presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha parlato martedì nel corso di una conferenza stampa proprio a ridosso come dire, di quella che era stata l'allarme rosso e quindi diciamo, l'esito di quella che si riteneva la giornata più critica. Sentiamolo. Guardi, nel 2010 ci hanno preso di contropiede perché noi ci eravamo appena insediati, forse un paio di mesi che eravamo, in 2 o 3 mesi che eravamo insediati, quindi io non sapevo nulla di alluvioni e di tutte queste robe. Abbiamo capito come bisogna fare però, abbiamo capito che le previsioni sono fondamentali. Vi ricordo che noi già lunedì chiedevamo di chiudere le scuole, attivavamo la protezione civile nazionale anche quando c'era qualcuno che diceva che stavamo esagerando. Dall'altro poi le opere. 411 milioni di euro di opere che abbiamo portato avanti in questi 8 anni hanno fatto la differenza. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma cosa hanno fatto? Vi dico solo che nel 2010 ha piovuto di meno, c'è stata meno pressione dell'evento atmosferico e abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali, cioè gli argini si rompevano, sembravano fatti di crema, non più di solidi. E in questa invece ondata di maltempo, più pioggia, più pressione dell'evento atmosferico, nessuna rottura arginale, gli argini hanno tenuto perché? Perché abbiamo tutti rinforzati. Ecco, queste le parole di Zaia che dunque dice quando sono arrivato, ed è vero, effettivamente erano passati pochi mesi a maggio siamo insediati, a novembre a novembre si sono trovati a dover affrontare questo, da allora effettivamente le cose sembra che siano cambiate. Zamboni, voi tenete sotto controllo, diciamo tra virgolette, o alta l'attenzione sul Brenta. Un fiume, ricordiamo, che ha creato problemi anche in Trentino, non pochi, l'esondazione subito dopo il lago di Levico, a Bassano, la chiusura del ponte di Bassano. Questa volta, diciamo, qui invece in pianura non ci sono stati problemi. Sì, rispetto al 2010 si aspettava un Brenta che desse problemi maggiori rispetto al Bacchiglione. Così non è stato, per fortuna. E quella che è la nostra azione di comitati, il comitato Brenta Sicuro, ma assieme a tutta una serie di comitati del territorio, è quello di condividere le preoccupazioni dei primi cittadini, delle amministrazioni, e su questo insomma, abbiamo tentato proprio di instaurare un dialogo molto stretto. Nel 2017, quindi 1 anno e mezzo fa, noi assieme all'amministrazione di Campolongo Maggiore abbiamo promosso un'indagine proprio sulle criticità arginali del fiume Brenta, il basso corso del fiume Brenta, quindi da Cadoneghe verso la foce, e su 70 km di percorso arginale insomma, sono state fotografate oltre 200 frane, quindi una situazione
pesantemente da controllare, da monitorare in profondità, perché noi assieme alle protezioni civili, alle amministrazioni, non possiamo definire oggettivamente una criticità rispetto a una frana, ma semplicemente si fotografa una certa situazione che poi va approfondita. Partendo da questo, poi abbiamo consegnato tutti assieme all'amministrazione regionale, all'autorità di bacino questa indagine, e dovremmo vedere finalmente nel 2019-2021, nello step del piano di bacino, queste manutenzioni straordinarie, quindi finalmente vedere queste frane, questi alberi pericolanti sparire dal corso dell'acqua. E questo è un aspetto molto molto importante di quella che è la tenuta, perché al di là della capacità di tenuta di un fiume, poi ci sono gli argini da controllare, ci sono gli argini che devono tenere la pressione altissima. Ricordiamo che i nostri sono tutti fiumi pensili, per cui scorrono in piena ampiamente al di sopra della campagna, per cui certamente hanno delle criticità che vanno attentamente monitorate. E su questo noi collaboriamo strettamente. Questo tipo di indagine è stata allargata anche al Bacchiglione, ovviamente un'indagine che, viste le pene, andrà rifatta, perché avremo delle nuove frane, avremo delle nuove situazioni. Una manutenzione che deve continuare, chiaramente, degli interventi che devono essere realizzati. Non c'è dubbio, prima di tutto è una verifica su quelle che sono le nuove frane che sono create, i nuovi alberi che stanno cadendo, e da lì poi c'è un intervento non solo di piogge, ma anche frane, trombe d'aria. È cambiato il clima, è stata una perturbazione, chiamiamola così, diversa rispetto a quelle precedenti. Io penso che ogni perturbazione ha le sue caratteristiche, e quindi che non sia facile trovare delle analogie estese. Però questa storia del cambiamento del clima, no, che io non metto in dubbio, penso che forse bisognerebbe avere maggiori dati a disposizione per dare una risposta in termini scientifici di quello che ci sta capitando. La sensazione è questa. Però alla luce di questi eventi, anche gli interventi che si vanno a fare forse dovrebbero essere diversi, secondo lei? O quello che si è programmato va bene? Se noi facessimo quello che dovremmo fare, direi che faremmo un bel passo avanti rispetto alla questione della sicurezza idraulica, perché guardi che già la Commissione De Marchi, dopo l'alluvione del 66, quando consegnò la sua relazione al Parlamento italiano nel 1970, aveva delineato una serie di interventi, per esempio per il Veneto, che se noi li avessimo realizzati, probabilmente il 2010 non l'avremmo subito, e anche questa piena di questi giorni l'avremmo, come dire, contenuta, dando a valle maggiore sicurezza. Il fatto è che siamo un popolo di, non so come dovrei dire una parola, ma non posso dirla perché siamo qui in televisione, no? Nelle immediate vicinanze di questi fatti nessuno parla, tutti quanti consentono, approvano e così via. Poi incominciano, dopo un po', i distinguo, perché, come si dice dalle mie parti, di un altro fatto, l'alluvione è un mal de smentegon. Noi, dopo 2 o 3 anni, abbiamo già perso il ricordo di quello che abbiamo vissuto. Io ho vissuto il 66 nel mio paese e devo dire che quello che ho visto non l'ho dimenticato ancora. Però è così, si introducono questi distinguo, per cui, ritornando alle proposte della Commissione De Marchi, no, noi abbiamo incominciato ad obiettare, perché gli interventi vanno bene, ma se sono fatti sul territorio di qualcun altro, mai che si tocchi il mio territorio. Quindi è una questione anche delle amministrazioni locali? Quindi sì, no, sicuramente le idee e le proposte della Commissione De Marchi sono state affossate
dagli atteggiamenti degli enti locali. Il fatto è che se noi viviamo in una nazione, in una regione, in una provincia, dovremmo almeno sentirci solidali con quelli che abitano nella stessa provincia. E invece no, perché se io abito più in alto, questo problema non ce l'ho. E tu che sei più in basso hai questo problema, ma non chiedere a me di risolvertelo. Arrangiati. Guardi che queste sono parole che io ho sentito pronunciare da un sindaco e secondo me erano parole che meritavano subito una risposta da parte delle autorità superiori e invece questo non è capitato. Come posso io dire che dell'uomo di San Donà a me non importa niente, muoia pure purché sia salva il mio praticello attorno all'orto di casa mia. Questa è una amara realtà. Io credo che questo ha paralizzato l'azione pubblica per 40 anni, fino al 2010, poi il 2010 ha risvegliato le coscienze. Devo anche dire che ha trovato un presidente di regione probabilmente più pragmatico o probabilmente più colpito dai fatti che vedeva e questo signore ha incominciato una strada realizzando delle opere, ma sono i primi passi di un percorso che è molto lungo e che deve essere perseguito sistematicamente e non deve esserci nessun momento di rilassamento. Abbiamo fatto qualcosa, ma quello che dobbiamo fare è ben di più. E dobbiamo mi pare fare che il vostro piano sia un piano da quasi 3 miliardi di euro, sì, no? Di investimenti. Ma al di là di questo bisogna rendersi conto che abbiamo fatto qualcosa sul Bacchiglione, ma il Brenta è lì, come era prima. Abbiamo fatto qualcosa sui fiumi che stanno fra il Vicentino e il Veronese, ebbene, ma alcuni grandi fiumi veneti sono allo stato preesistente. Il Piave ha dato un segnale l'altro giorno, no? Certo. Si dice che siano passati 2500 metri cubi secondo, ne può portare in condizioni di sicurezza a valle forse 3000, non di più, e dopo è esondazione. Ma il Livenza è nelle stesse condizioni, il Tagliamento è nelle stesse condizioni e lì non si è fatto praticamente nulla dal punto di vista della sicurezza idraulica o della messa in sicurezza dei territori che stanno a valle. Non parliamo poi della montagna, la montagna è la grande derelitta del Veneto, sì, la grande dimenticata e si pretende che il montanaro, no, resti lì nella sua casa isolata a 1000 metri di altitudine e che faccia quello che deve fare non aiutandolo in nessun modo e anzi pretendendo, no? Invece questa volta sono state proprio le zone che hanno che stanno ancora soffrendo. Anche nel 66 guardi che sì? Io ho visto delle cose al paese mio che veramente... Certo, guardi, la interrompo un attimo, sentiamo l'assessore Bottaccini che ci parla proprio dell'Agordino, del Bellunese, sentiamo. No, la provincia di Belluno è devastata, gran parte dei cittadini bellunesi dopo quasi 24 ore non hanno ancora la corrente elettrica. Questa mattina all'ospedale di Agordo stava finendo il gasolio del gruppo elettrogeno ed era irraggiungibile, quindi con tutto quello che potete immaginare è un esempio per dirvi qual è la situazione in provincia di Belluno e quanto drammatica sia. Quante sono le forze sul campo in questo momento? Le forze sul campo nella sola provincia di Belluno stiamo parlando di più di 1500 persone. C'è anche l'esercito, il Genio è partito ieri sera su richiesta che abbiamo fatto al Dipartimento della Protezione Civile ed è arrivata questa notte ed è stato dirottato sull'Agordino. La colonna mobile regionale della Lombardia è stata dirottata nel Comelico e la colonna mobile regionale dell'Emilia Romagna nel Feltrino. Ovviamente poi ci sono tutti i nostri volontari, quelli del Veneto. Ecco, questa ovviamente la situazione nel Bellunese martedì appunto in questa intervista con Bottaccini. Allora, c'è un problema che si è presentato la volta scorsa ma si è presentato sempre, no?
si parla quanto serve per investire e modificare e allontanare il rischio di un'alluvione o di un'esondazione, di una frana, di qualsiasi cosa, no? Però se noi calcoliamo il costo reale di una tragedia tipo quella 2010, quanto è costata allo Stato, quanto è costata ai cittadini, quanto è costata di rimborsi, che fortunatamente ci sono stati quella volta, eccetera, se avessero anticipato determinate aree tipo queste di laminazione che adesso in qualche maniera hanno aiutato ad evitare un'inondazione, probabilmente avremmo risparmiato e avremmo investito meglio, non ci saremmo trovati invece a creare dei danni talmente grandi che poi comunque devo intervenire e pagare comunque, quindi se lo faccio prima risparmio ed evito e metto in sicurezza il territorio e metto in sicurezza le persone. Io non credo che costi molto mettere in sicurezza il territorio e dare un servizio ai cittadini, perché questo vuol dire aiutare l'economia. Poi parleremo di mafia e parleremo anche di quanti danni fa la mafia all'economia italiana, compreso lo spread, così ci siamo capiti, perché sennò non si parla sempre se i giallo-verdi sono più bravi o meno bravi dei precedenti, eccetera. Così vale anche per queste situazioni. Noi non dovremmo stare qui a parlare delle inondazioni. Se poi ci sono, perché succedono dei fatti straordinari, trombe d'aria che non puoi gestire, questo è un altro paio di maniche. Ma il Brenta, ingegnere, è un fiume alluvionale, così mi hanno insegnato, no? Ecco, che porta giù un sacco di detriti, di sabbia, no? Tant'è vero che tutte le città lungo il Brenta sono state costruite con la sabbia del Brenta e io ricordo che c'erano i barconi e non c'erano le ruspe che andavano a pescare sul fondo del Brenta e allora avevano dei pali lunghissimi con dei secchi di ferro e grattavano il fondo e riempivano il barcone di sabbia, poi lo venivano a scaricare a Padova o da qualche altra parte. Ma in questa funzione serviva anche ad abbassare il fondo, perché di sabbia ne tiravano fuori tanta a quell'epoca. Adesso non so se utilizzano lo stesso sistema, ma che il fondo dei canali sia più alto del terreno circostante è fuori della grazia di Dio. Io, se non sbaglio, l'invenzione degli argini è un'invenzione storicamente recente e credo che la dobbiamo ai domenicani questa invenzione, no, di contenere le acque, perché una volta i fiumi si spostavano a seconda delle loro esigenze, quindi il Brenta una volta passava qui dove noi siamo con la sede, no? E una volta passava dall'altra parte perché crescendo il suo fondo andava a irrigare o trovare altre sedi. Ingegnere, qual è la soluzione? Cioè, possiamo continuare a tenere questo fondo dei canali sempre più alto oppure è necessario anche scavare e vedere di aumentare la capacità dell'alveo? Ma io penso che anche per questo siamo vittime dei nostri comportamenti, no? Perché parlava del Brenta, sicuramente ricorderete tutti quali furono le polemiche intorno all'uso delle ghiaie e delle sabbie del Brenta negli anni 70-80, no? Certo. Purtroppo io ti concedo di fare un intervento che ha anche una funzione magari di difesa idraulica, ti dico scava 10 metri cubi, ma tu pensi che sia meglio scavarne 1000. Siccome sei più furbo, no? Sì, certo. E il tuo controllore è più distratto degli altri, e questo è avvenuto. Allora non credo che sia questa la soluzione. La soluzione, anche perché nelle nostre pianure, diciamo la verità, gli argini sono già troppo alti. E sono un bel problema dal punto di vista del rischio idraulico, perché il cedimento di un tratto d'argine, il sindaco di Casal Serugo l'ha sperimentato
personalmente è un problema veramente serio, perché non sai neanche come fare a metterti in salvo. Quindi su quella direzione, cioè potenziare le strutture arginali per rendere questi alvei capaci di portare verso valle più portata, non credo che sia la strada giusta. La strada giusta è quella, semmai, di trattenere i colmi delle piene straordinarie dentro invasi temporaneamente e poi rilasciare le acque trattenute quando tutto è passato e il pericolo non c'è più. Scavare fa parte, secondo me, o dovrebbe far parte di quell'azione che potremmo in senso generale chiamare manutenzione. Sì. Questo concetto della manutenzione noi l'abbiamo perso, l'abbiamo dimenticato. Credo che non sia per lunghi anni stato più neanche nei capitoli che gli enti predisponevano per le loro attività annuali. No? Dobbiamo ritornare a una cultura diversa da quella che abbiamo praticato, troppo allegra in questi anni. Abbiamo passato decenni e decenni in cui chi aveva intenzione di speculare in senso generale era libero di farlo e gli davano anche una medaglietta alla fine, no? Invece bisognava avere, secondo me, una severità maggiore nel controllare la pianificazione territoriale, perché chi parla di pianificazione territoriale nella nostra regione parla di cose che non sono mai esistite, perché se noi abbiamo oggi questi problemi li abbiamo anche perché del nostro territorio abbiamo fatto un uso malefico, ci siamo messi dove dovevamo stare lontani, dappertutto. Si parla della cementificazione e degli effetti della cementificazione, cosiddetta cementificazione. Certamente ci sono degli effetti, perché la risposta idrologica di un terreno urbanizzato è ben diversa da quella di un terreno agricolo, ma il vero dramma della nostra regione è stata questa pianificazione territoriale inesistente che ha portato a situazioni che sono problematiche da risolvere. Siamo qui a Padova, non lontano da qua c'è una delle zone industriali più importanti d'Italia dal punto di vista economico. Io avrei qualche cosa da dire circa il rischio idraulico di chi sta in destra o in sinistra piove. E adesso arriviamo anche a questa problematica. C'era Elisa Venturini che voleva intervenire. Ma secondo me c'è anche sempre da sottolineare anche un altro fatto, che gli amministratori pubblici hanno sempre la loro responsabilità nel prendere le scelte anche di pianificazione e di urbanizzazione del territorio, ma noi dobbiamo sempre considerare che un amministratore viene votato e viene eletto dai cittadini e la classe politica, gli amministratori fanno quello che vogliono i cittadini. Quindi mi permetto di dire che prima di tutto, come diceva il professor Dal Paus, è un fatto culturale, cioè noi dobbiamo cambiare la mentalità in termini di sensibilità idraulica nei confronti del nostro territorio. Allora, anche semplicemente pulirsi la caditoia davanti casa o garantire un minimo di manutenzione di pulizia del fossato davanti casa da parte del cittadino, anche questo è sinonimo di una cultura che ha una sensibilità idraulica, cosa che non viene fatta perché si dice, si delega sempre il pubblico, è il pubblico che deve provvedere perché pago le tasse, perché sembra che pagando le tasse si riescano a fare e si debbano fare tantissimi servizi, ma in realtà i soldi disponibili è la cosiddetta coperta, che è una coperta corta, non ti permette di fare tutto. Quindi sta anche a noi da cittadini partire con l'adottare una condotta, un modo di fare che sia rispettosa dell'ambiente e che garantisca la manutenzione, a partire dalle scuole, ma a partire da un fatto di educazione civica. Ecco, manca a mio avviso un'educazione civica che ci faccia capire che ha l'importanza al territorio, che ha importanza anche l'ambiente in cui noi viviamo. E negli anni passati si è data magari più importanza alla costruzione delle strade perché era quello che i cittadini volevano. Dopo, a partire dal 2010, ci si è resi conto che siamo seriamente in pericolo se non vengono fatte un minimo di manutenzioni, ecco che allora cambia la sensibilità. Quindi veramente la nostra azione deve essere un'azione prima di tutto culturale e a mio avviso giornalisti, stampa,
devono in questo senso dare un aiuto. E il servizio che voi fate o che fanno le emittenti locali di raccontare la realtà sicuramente aiuta, perché fa capire al cittadino l'importanza di avere rispetto alla manutenzione e alla cura del proprio territorio. I comitati che si formano, tipo quello appunto relativo al Brenta, non devono essere considerati come delle realtà a sé stanti, ma portano avanti una battaglia culturale. E questo è il vero fatto, che dovrebbe essere parte del nostro patrimonio culturale. Zamboni, voi andate nelle scuole, no? Assolutamente sì. Stamattina eravamo in una scuola e noi abbiamo iniziato un percorso oramai con una cinquantina di classi, quindi uno sforzo notevole anche per noi in termini di tempo, dove raccontiamo ai ragazzi di 6 anni il rischio idrogeologico. Ovviamente non è un ragionamento facile, ma poi questo ragionamento è supportato dagli insegnanti e svolto anche in classe, quindi noi chiediamo un approfondimento anche in classe. Spiegate anche quale deve essere il comportamento del cittadino, diciamo, quindi come diceva Elisa Assolutamente Venturini. sì, noi abbiamo creato un volantino che abbiamo distribuito in 12 comuni nelle classi primarie, dove spieghiamo proprio con una figura l'importanza di pulire il tombino e la caditoia. Quindi la responsabilità è anche per il ragazzo di 6 anni, compatibilmente con la sua età e con la possibilità. Però l'informazione e il convincimento all'adulto che questo è un problema, e ci accorgiamo che spessissimo il ragazzo di 5, 6, 7, 8 anni non ha avuto nessuna informazione dal genitore o dal nonno rispetto a quello che è successo 8 anni fa o 50 anni fa. Quindi questo tema veramente passa velocemente in secondo ordine, quindi non viene rappresentato forse per scaramanzia, cioè meglio non parlarne che magari capita di nuovo. Forse come diceva c'è prima l'ingegnere Dal che... Paus, che appunto sono ricordi che poi invece si tendono ad ma se quando sono dolorosi, no? Così magari si tende anche a rimuovere, anche certo. come coscienza collettiva, ma il ricordo invece serve proprio per affrontare la realtà. Certo. Quindi noi partiamo proprio dai filmati storici, dalle rappresentazioni, dai filmati più recenti, e rappresentando per esempio quello che è successo nel 2010 in un certo territorio, che poteva tranquillamente succedere, se il caso era leggermente diverso, in un territorio in sinistra idraulica anziché destra, e quindi si sarebbero trovati questi ragazzi a 1 anno, 2 anni a vivere direttamente un'alluvione che per fortuna e purtroppo ha toccato un altro territorio. Ecco, senta Zamboni, la interrompo un attimo, perché allora potrebbe essere l'occasione per, proprio parlando di storia e di cose che noi da tanti anni che parliamo, da questi studi dell'idrovia Padova-Mare, un'opera pensata ancora negli anni 60 e che è rimasta lì, resta lì e ancora, come dire, resta un progetto che si potrebbe fare, ma... Certo. Allora, lei recentemente ha avuto modo di incontrare il ministro Toninelli per esporre proprio, come dire, l'urgenza di realizzare quest'opera. Sì, diciamo che la nostra azione di comitati, anche in questo caso, è al servizio di una causa, quindi noi non ci riteniamo autoreferenziali, non servirebbe a nulla esporci per una nostra motivazione. Quindi questo dell'idrovia è un tema che oramai il professor Dal Paus discute e propone da decenni, e quindi noi che non siamo esperti ci affidiamo alle idee e alle competenze di chi ne sa infinitamente più di noi. Ecco, ma Toninelli cosa le ha detto? Innanzitutto noi abbiamo parlato col braccio operativo del Ministro, quindi chi effettivamente poi si muove sul territorio e condivide questi problemi, e ci è sembrato molto interessato ad approfondire il tema idrovia, sia perché alle spalle ci sono una serie di amministrazioni che condividono questa battaglia, che hanno anche sottoscritto una mozione nell'ultimo periodo, ovviamente c'è Casalserugo, ma c'è anche Vigo Novo, il sindaco è lui che ha creato questo incontro a Roma, ma molte altre amministrazioni, l'ultima è Padova che ha sottoscritto questa mozione.
E quindi c'è, dicevo, la ferma intenzione di capirne di più e di proseguire nella condivisione di questo tema. E ci sembrava che il tema fosse preso in considerazione proprio per il fatto che c'è una grande condivisione da parte del territorio. Quindi è importantissimo che noi, come comitati, come amministrazioni, riusciamo a coinvolgere altre amministrazioni. Quindi oggi sono 30 circa le amministrazioni che hanno sottoscritto questa mozione come richiesta di completamento dell'iter di progettazione e ovviamente di completamento dell'opera. Quindi dicevo, è importante che ci siano molte altre amministrazioni, che arriviamo almeno a 40... Cioè, che si faccia pressione per cercare esatto, di ottenere un risultato che... Esatto. Che si arrivino a 40 amministrazioni, che ci sia un'amministrazione provinciale che lo sottoscrive, che ci siano tutti i nostri politici regionali che spingono per il completamento di quest'opera. Quindi è importante avere una più ampia condivisione possibile. Sperando che il governo non faccia come con la TAV, col TAP, con tutte le grandi opere che non fanno niente. Quindi in questo momento contiamo molto punto sulle amministrazioni, i comitati, perché più che sul governo. Ma magari può essere comunque questo è un motivo, cioè di un'opera che ha un'alta valenza. Poi il professor adesso Dalpauce infatti volevo far intervenire il professor Dalpauce, che allora potrebbe un attimo sintetizzare anche per i nostri ospiti, scusate, per i nostri telespettatori, quando parliamo di idrovia Padova-Mare. Io ho 60 anni, ci ho fatto il tema dell'anno della maturità sull'idrovia Padova-Mare, lo dico ogni volta, ma è una realtà, questo per capire da quanti anni se ne sta parlando. Io penso che sia un'opera che merita di essere completata, anche perché oggi come oggi potrebbe avere una valenza multifunzionale. Pensata come canale navigabile, potrebbe essere ovviamente ancora canale navigabile, ma potrebbe avere una funzione idraulica importante come scolmatore del Bacchiglione e del Brenta anche. E questo ovviamente per il padovano sarebbe un intervento... Ecco, ad esempio in una situazione come quella che si è vissuta in questi giorni, il ruolo dell'idrovia... Diciamo che di questi tempi, o meglio nei giorni scorsi, il Brenta non è stato cimentato da una grande portata massima. Però se il Brenta fosse sollecitato da portate importanti, si potrebbe attraverso l'idrovia distogliere 350 metri cubi secondo e quindi alleviare notevolmente la situazione nel piovese. Oppure se il Bacchiglione fosse in piena e fosse pericoloso per tutta l'area che sta a valle di Volta Barozzo, dal Bacchiglione potremmo togliere 250 metri cubi secondo, portarli al Brenta, ma poi attraverso il canale di San Gregorio e il Piovego, ma poi distoglierli subito dal Brenta attraverso l'idrovia, perché non è che possiamo alleggerire il Bacchiglione e magari mettere in crisi il Brenta. Questa è la funzione dell'idrovia. Poi l'idrovia ha sicuramente un valore ambientale che è rilevantissimo, perché se una strada, una ferrovia taglia un territorio, una via d'acqua, secondo me, dà la possibilità di ricomporre un territorio. E poi potrebbe essere anche per i padovani, no? Un motivo per navigare, navigazione da diporto. Quindi attività sportive, ma non certamente, solo. Ma questa è un'opera che ha grandi possibilità. Sì. 2 anni fa c'è stata una grande siccità e quindi questo poteva essere un punto di riferimento per riportare l'acqua e quindi creare un bacino di raccolta. E poi potrebbe essere un elemento che, se fosse associato a quell'intervento che adesso hanno cancellato, no? Perché c'è un presidente dell'autorità portuale di Venezia che secondo me conosce poco la realtà idraulica del territorio su cui governa la portualità, perché se avessero perseguito quell'idea del porto offshore, dell'attacco offshore, che peraltro è fondamentale per conservare la portualità veneziana, perché qui nessuno si rende conto che
in prospettiva, parlando di cambiamenti climatici, se ci sarà un innalzamento del livello medio del mare nei limiti che ormai sembrano non solo una previsione, molto di più di una previsione, la portualità veneziana con le opere del Mose è morta. Certo. Resterà Mentre chiusa se si per fa un sempre. attracco esterno, dall'attracco esterno si potrebbe andare al porto di Venezia nei momenti in cui le porte, o meglio le bocche, sono aperte, si potrebbe andare direttamente in un qualsiasi altro porto dell'Adriatico, si potrebbe rivitalizzare finalmente il sistema idroviario padano, di cui io ho sentito parlare fin dal primo giorno in cui sono entrato nel mio dipartimento, e però ho solo sentito parlare, perché di opere ne abbiamo anche fatte, no? Ma abbiamo questa abilità tremenda di fare opere che sono già superate nel momento in cui le progettiamo, perché gli altri sono già più avanti. No? Noi progettiamo per un trasporto fluviale da 1350 tonnellate e gli altri sono sulla fluvio marittima ormai da decenni. Com'è possibile? Incominciamo e partiamo col piede giusto, siamo sempre in retroguardia, in ampia retroguardia rispetto agli altri. Non lo so se abbiamo delle idee così sempre peregrine. In un'altra occasione lei mi accennava che c'è anche la possibilità da parte dell'idrovia di portare terra, per riportare la laguna nella situazione. Ho lasciato perdere il problema Laguna di Venezia, perché quello non meriterebbe. Però l'idrovia di potrebbe aiutare a risistemare certo, prego, mi dica. Riportare attraverso l'idrovia in modo controllato, sperimentale e reversibile, portare sedimenti nella Laguna di Venezia e acque dolci nella Laguna di Venezia. I sedimenti creano diciamo territorio per sedimentazione del materiale che trasportano, ma l'acqua dolce è importante perché fa nascere un certo tipo di vegetazione che poi morendo crea suolo organico. La Laguna di Venezia, nella parte che sta più vicina alla terraferma, è stata generata dagli apporti determinanti dell'acqua dolce. Certo. E noi oggi, vabbè, insomma, l'hanno fatto i veneziani, ma certo, nel 1500 abbiamo distolto i grandi fiumi, abbiamo salvato la laguna, hanno salvato la laguna in questo modo, però è stato un provvedimento eccessivo, probabilmente bisognava fare una via di mezzo. Allora se noi oggi abbiamo la possibilità, attraverso un vettore, di portare sedimenti e acqua dolce in modo controllato, perché questo consente l'idrovia. E non c'è un rischio di interramento della laguna? Ma la laguna è in drammatica erosione. Al tempo del Sabbadino, nel 1500, quando furono fatte le diversioni del Brenta Bacchiglione e poi qualche secolo dopo l'allontanamento della foce del Piave, al tempo del Sabbadino c'era il pericolo dell'interrimento della laguna, sì, no? Ma avevamo 250 km quadrati di barene, che sono quella formazione che si vedono. Qualcuno pensa che abbiano solo un valore estetico, in realtà hanno anche un valore funzionale determinante, certo, per il comportamento idraulico e morfodinamico della Laguna di Venezia. Ebbene, se noi adesso abbiamo la possibilità di riintrodurre sedimenti e acqua dolce attraverso l'idrovia e ne controlliamo il risultato sulla Laguna di Venezia, perché è quello che temono, no? Certo, alcuni. Ci sono alcuni comuni io che... a questi alcuni direi, state attenti, siamo partiti con 250 km quadrati di barene, adesso ne abbiamo 45. Insomma, tra 250 e 45 c'è un bel margine per giocare, sì, ma comunque possiamo osservare. Noi riintroduciamo acqua dolce e sedimenti, vediamo come risponde la laguna. Se risponde male non li introduciamo più. Si chiudono, si possono perché un conto è introdurre diciamo con una certa frequenza questi apporti dentro la laguna, e un conto è introdurli una volta ogni 20 anni quando capita la piena.
Ecco, se noi introduciamo quando capita la piena, teniamo presente che l'impoverimento della laguna, del fondale della laguna, è determinato dalle grandi navi e dal canale dei petroli che quando c'è la bassa marea naturalmente porta fuori un sacco di sedimento che invece servono a conservare la laguna. Quindi questo apporto di acqua che lei diceva con l'idrovia è essenziale al fine di ricostituire lo statu quo della laguna. Secondo me sì, al fine di contrastare un processo erosivo che sta diventando drammatico. Nella laguna centrale, il fondale, al tempo del primo rilievo topografico moderno della laguna, 1800, il fondale era sui 40 centimetri rispetto al medio mare. Poi siamo andati nel 1932 a 60 centimetri, ma oggi siamo a 1,50 m. Cioè noi tra il 1932 e oggi abbiamo perso da 60 a 150, 90 centimetri di sedimenti mediamente distribuiti. E non riconosciamo questo problema. Ovviamente il canale dei Petroli, che è stato il più grande misfatto idraulico del secolo passato, l'ho anche scritto, ma tanto non gliene importa niente a nessuno. L'ho scritto anch'io, mi è costato un licenziamento dal giornale su cui scrivevo. Ecco, vabbè. Comunque mi pare un ragione, milione di metri cubi che perdiamo. Il grande fautore del canale dei Petroli era un certo Bisaglia. Sì, guardi, il canale dei Petroli è stata l'idea malsana non so di chi, ma di tanti, perché il progettista non era degno di questo nome, i controllori non erano degni di essere chiamati controllori, il Consiglio Superiore di Lavori Pubblici, non so da chi fosse composto, certamente che ci hanno calato addosso quest'opera che adesso noi vogliamo e continuiamo a difendere a tutti i costi senza cercare di neutralizzarne gli effetti molto dinamici, e c'è qualcuno che segretamente pensa, facendo il porto per le navi da crociera a Marghera, di raddoppiarlo, perché questa sarà la fine del canale dei Petroli se verrà fatto l'attracco a Porto Marghera. Ma non lo si vuol capire. Ma non si vuol capire un'altra cosa molto più importante, che fra 20-30 anni le navi da crociera dentro la laguna non c'entreranno, perché le barriere dovranno essere chiuse per controllare l'acqua alta. E questo ne avevamo parlato la volta scorsa. Ma il canale dei Petroli, che ormai non serve più per quella funzione, serviva per portare le grandi petroliere all'interno della laguna di Venezia. E allora io scrissi qualcosa come nel 1972, dico, ma se il rischio maggiore per una petroliera è quando carica il greggio o quando lo scarica, quello è il rischio maggiore, perché chiaramente possono succedere delle cose. Dico, ma provate a immaginare una super petroliera all'interno della laguna che prende fuoco mentre sta scaricando il greggio. Noi possiamo chiudere Venezia, possiamo chiudere la laguna di Venezia, perché galleggerà Venezia sul petrolio, giusto? Ecco, questo non si era calcolato a suo tempo. Naturalmente poi hanno finito e dicevo che allora erano appena uscite, credo, perché non ne conoscevo, io ero stato alle Azzorre e avevo visto che c'erano delle pipeline, cioè le petroliere si fermano al largo dell'oceano perché non possono accostare per ovviamente una serie di rischi, e quindi si attaccano a un bel tubo e li scaricano tutto quello che devono scaricare e poi se ne vanno. No, se lo fanno alle Azzorre, è possibile che non riusciamo a fare una pipeline a Venezia? Ecco, questa era la polemica che io ho innescato a suo tempo, dicendo che abbiamo forse dei politici che non funzionano. Ma mi pare che poi la tradizione è rimasta. È stato licenziato? Sì. Ma se uno vedesse perché il ministro Bisaglia si informò chi era questo giornalista che scriveva tante cose cattive sulla sua reputazione. Il piano urbanistico dello sviluppo della terza zona industriale di Porto Marghera, no? È qualcosa di pazzesco, perché prevedeva ovviamente lo scavo del canale dei Petroli e poi l'imbonimento di fatto di circa 34 km quadrati di laguna nella parte retrostante affiancata al canale dei Petroli e verso la terraferma.
se avessero realizzato quell'intervento, noi avremmo perso appunto 34 km quadrati di superficie, sono quelli che oggi piacciono tanto al sindaco di Mira e ai suoi assessori, no? E che forse non sanno che sono il risultato anche di questo intervento, no? Fatto sui canali di petroli, perché di fatto le casse di colmata che hanno realizzato non difese sono state poi riprese dalla laguna e oggi come oggi sono, direi, nella laguna di Venezia una parte pregevole come lo è la parte settentrionale. L'uomo potrebbe far bene, ma purtroppo ha un'inclinazione che lo porta più delle volte a far male. Abbiamo un gioiello come Venezia, che non ce n'è un altro al mondo. Se riusciamo a distruggere anche questo, direi che proprio non ce lo meritiamo, una storia così vecchia e così importante come quella veneziana. Ecco, un'esperienza idrogeologica una grande esperienza. Hanno deviato dei fiumi per salvare la laguna, perché probabilmente Brenta e Parchiglione, se continuava a scaricare sulla laguna oggi non ci sarebbe più. Si poteva fare di meglio, però l'hanno fatto i Murazzi, cioè hanno fatto una diga trasversale per evitare che il mare entrasse in laguna, ma l'hanno fatta quando le gru non c'erano, che le cose si spostavano a braccia o con leve di primo genere, insomma, ecco. Quindi il problema è se c'è la volontà, perché i politici è vero che vengono eletti, ma devono anche rispondere in tempo reale a quelle che sono le esigenze del Paese. Perché io ho impressione, e ne ho un'impressione sempre più marcata, che soprattutto in televisione si parla tanto di politica, ma poi a fare si fa gran poco. In pratica. Beh, ma anche la burocrazia, sapete, rallenta tanto. Sì. Perché questo tante dovete volte decapitarla voi. puoi avere anche un'idea e volerla realizzare, magari vuoi farlo anche in tempi rapidi perché senti che c'è l'esigenza, ma davanti a una burocrazia che prima di fare un'opera pubblica ci vogliono come minimo 4-5 anni, ti rendi conto che poi il tempo passa e arrivi anche in ritardo nel proporre delle soluzioni. Ma è proprio un fatto burocratico, perché comunque devi avere un sacco di pareri, perché comunque devi fare tutta una serie di passaggi che magari non servono neanche a niente, ma che comunque tu devi fare anche per tutelarti, perché tante volte hai delle responsabilità e anche il passaggio burocratico serve in qualche modo anche per proteggerti. Quindi dico, anche agendo in termini di burocrazia si potrebbe tante volte risolvere il problema. Certo, però come abbiamo scritto, quando la natura si vendica, a volte appunto la natura ci dice che dobbiamo muoverci, e potrebbe essere proprio anche quest'ultimo caso, l'ennesimo caso di questo. Ad esempio questa volta per Padova non ci sono stati problemi come per Ascarugo, però l'idrovia bisogna farla, insomma, potrebbe essere, come dire, l'ultima chiamata. La prossima volta forse non ci sarà lo spazio per dire, beh, per fortuna l'abbiamo scapolata, e quindi noi continueremo a monitorare. C'è stato l'incontro con il ministro Toninelli, noi sull'idrovia Padova-Venezia continueremo a monitorare ovviamente la situazione e anche a sollecitarla come opera. Adesso il tempo è scappato via, quindi dobbiamo salutarci e chiudere questa prima parte. Tra poco la rubrica Memento, abbiamo una parte dedicata alla mafia, abbiamo incontrato il giornalista Paolo Borrometi, abbiamo un'intervista esclusiva, parleremo anche del nuovo ospedale di Padova, perché è arrivata una prima proposta. Allora ringrazio gli ospiti che sono stati con noi. Allora, grazie all'ingegner Luigi Dalpaus, grazie per essere stato con noi, grazie a Marino Zamboni del Comitato Brenta Sicuro, grazie di essere stato qua, grazie a Elisa Venturini, vice sindaco di Casalserugo e vicepresidente di ANCI Veneto. Grazie che è l'associazione dei comuni. Anzi. Certo, dei comuni, certo, giustamente, perché le sigle alla fine, come dire, no, snaturano un po', non sempre si capisce che cosa ci sta dietro. Grazie ancora allora per essere stati con noi. Ai telespettatori arriviamo subito con il nostro Memento, tra poco.